Noi dell'Italia dei Valori abbiamo depositato in Cassazione un disegno di legge di iniziativa popolare per la vendita dei beni confiscati alla mafia, cioè dopo averli assegnati alle regioni, ai comuni, alle associazioni che ne fanno richiesta. Ci sono 1700 aziende là dentro. Bene, il resto vendiamolo. Sono 80 miliardi di patrimonio confiscato alla mafia, oggi nel giorno della memoria. Ora e noi vogliamo raccogliere le firme per dire, e stiamo finendo la raccolta e depositeremo, poi vedremo in Parlamento chi voterà a favore, chiederò anche alla Lega di darci una mano in questo, come noi stiamo facendo la legge Fornero, raccogliendo anche noi le firme per il nostro disegno di legge di iniziativa popolare. Se poi voteranno per vendere i beni confiscati alla mafia o per lasciare i beni confiscati all'abbandono. Ci sono voluti 30 anni dalla confisca per dare la casa di badalamenti di Cinisi all'associazione intestata a Peppino Impastato. Allora capite, se noi vendiamo questo enorme patrimonio, lo rendiamo tra l'altro produttivo perché ci sono anche lavoratori là dentro, avremo portato nelle casse dello Stato un patrimonio enorme, soldi enormi, altro che 80 euro. No, scusami, fammi completare, c'è un elemento in più che è ancora più... C'è un elemento in più che ancora... Vorrei completare il ragionamento, poi ti lascio parlare tranquillamente. Non volevo interrompere. Di questo patrimonio, perché nessuno lo dice e nessuno lo sa, di questo patrimonio 2 miliardi e 300 milioni di euro sono contanti e titoli di Stato depositati nel Fondo Unico Giustizia, FUG. Noi abbiamo detto prendiamo questi soldi, sono soldi, non c'è da venderli, sono soldi da prendere, utilizziamo i soldi confiscati alla mafia per darli alle partite IVA, sono 3 milioni e mezzo di persone. Sono giovani, non sono imprenditori, sono lavoratori subordinati taroccati, nel senso che siccome non li assumono, gli dicono la prima partita IVA, che hanno un reddito al di sotto dei 26.000 euro. E non prendono gli 80 euro. E non prendono gli 80 euro, sono 3 milioni e mezzo di giovani. Diamogli 2 miliardi e 300 milioni di euro confiscati alla mafia, gli vengono 100 euro a testa. Io credo che sia il modo migliore di onorare la memoria di chi ha perso la vita su questo. Dai 100 euro a testa e utilizzi i soldi della mafia per finanziare la buona economia. Non ho da dare 80 euro, 100 euro Dentiere e Cagnoni. Ma io no, ma il problema è che sono lì. Io ti chiedo, ma io faccio una domanda. Non chiedete a Renzi, scusi, lo potete, una domanda anche per Renzi, la vorrei fare anch'io. Vorrei sapere perché non utilizza i 2 miliardi e 300 milioni di euro in contanti e titoli di Stato depositati sul Fondo Giustizia e confiscati alla mafia, anziché prendere i soldi dalle tasche italiane e aumentare le accise. Io l'ho capito, però, perché non però qualcuno dovrà pur rispondere.